fino all'aprile 2047 perché l'abbiamo firmato nell'aprile del 2017. Noi i matrimoni a lungo termine siamo abituati a farli con le realtà virtuose, quelle che hanno rispetto delle leggi, delle normative, dei regolamenti. L'amore è eterno finché dura, ma l'amore non sembra scoccato nemmeno tra l'amministrazione comunale e Open Piave. La realtà è che nel 2017 con la giunta Manildo siglò un contratto di comodato d'uso gratuito dell'ex caserma Piave per 9 anni, insediandovi un polo di aggregazione sociale con diverse sigle del terzo settore. Oggi Open Piave chiede di adeguare il contratto rendendolo trentennale, in modo da favorire il piano di interventi stimato in 1 milione di euro per un progetto che mette insieme più tematiche a sostegno delle fasce deboli della popolazione. La disabilità è sempre ai margini, l'immigrato è sempre ai margini, i giovani sono ai margini. Questa realtà qua potrebbe proprio, ha messo insieme per mettere insieme queste realtà. Non facciamo altro che chiedere all'amministrazione di prendere atto del fatto che c'è un gruppo di cittadini che si sono organizzati, hanno preso un'area dismessa e senza chiedere nessun contributo economico all'amministrazione l'hanno rimessa a nuovo. Prima di entrare nel merito, il sindaco però pone una questione di forma. Ci sono 7 sanzioni, di cui alcune non sono ancora state pagate, quindi l'invito che faccio prima di chiedere il prolungamento del rapporto è quello di regolarizzare le posizioni. Noi i matrimoni a lungo termine li facciamo però solo con le persone che rispettano le leggi.